Buonasera a tutti, io sono Francesco Zen, insegno economia degli intermediari finanziari all'Università di Padova e sono il responsabile scientifico per conto dell'Università di Padova all'interno del progetto di educazione finanziaria Il futuro conta, promosso dalla regione del Veneto. Credo valga la pena di spendere due parole sul progetto regionale, anche perché credo si tratti della prima esperienza così ad ampio spettro nell'ambito del nostro territorio regionale. Allora, la legge numero 17 del 2018, intitolata Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economico e finanziaria, ha inteso introdurre questa tematica di particolare interesse, che forse anche aveva qualche aspetto di contingenza rispetto alle situazioni che erano accadute nel nostro territorio nell'ambito del mercato finanziario, ma che sicuramente risponde anche, anzi assai più risponde, ad una autentica esigenza da parte della cittadinanza. Il progetto è suddiviso in due componenti: una parte dedicata alle scuole attraverso l'ufficio scolastico regionale e FEDUF, e una parte invece dedicata, intorno al 75% del progetto, a cittadini e imprese. Le iniziative sono iniziative di divulgazione, diciamo, scientifico, economico e finanziaria, e in qualche modo, possiamo dire, assumono le diciamo, sembianze di una sorta di formazione a ombrello. Una volta si diceva a pioggia, adesso si dice invece ad ombrello, relativamente alla cittadinanza. Di quello di cui vorrei parlarvi oggi, molto brevemente, è un'esperienza che noi abbiamo condotto e che in parte ci ha portato ad assumere delle scelte all'interno di questo progetto, e che in qualche modo vedono la figura dell'educatore finanziario come una figura che diventa centrale in particolari ambiti. Per cui abbiamo chiamato questo incontro l'educatore finanziario, profili di una professione in crescita, perché subito dopo il mio intervento interverranno due educatori finanziari particolarmente giovani, ma particolarmente esperti, i quali ci illustreranno in profondità quali sono le caratteristiche di questa professione, ma potremmo dire anche di questa professionalità che può accompagnarsi ad altre attività che già qualcuno svolge regolarmente. Il mio obiettivo, quindi, è quello di introdurre pragmaticamente il tema dell'educazione finanziaria e della figura dell'educatore finanziario. Vorrei sottolineare l'aspetto pragmaticamente, cioè l'avverbio pragmaticamente, considerando il fatto che dopo un periodo di affascinante dibattito in Italia sul tema dell'educazione finanziaria, si stia ora passando ad una fase di maggiore concretezza. Diciamo che da una fase embrionale adesso si stanno dipanando molti aspetti, molte questioni. Per chi è interessato alla tematica, ricordo che alla fine di ottobre il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria ha presentato, direi molto opportunamente, le linee guida di educazione finanziaria per gli adulti. E credo che questo sia la conseguenza di una necessità che oramai il sistema, diciamo, formativo, ma anche il sistema economico-sociale andava cercando. Partirei anzitutto dal contesto. Un contesto che oramai si va consolidando e con il quale credo avremo per lungo tempo a che fare. Il contesto si caratterizza per un mutamento dei sistemi di welfare che, insieme ad un aumento delle aspettative di vita
hanno affidato alle persone comuni scelte molto complesse come quella di un fondo pensione privato, ed è noto quale problema, quale grande problema sia quello pensionistico nel nostro paese. Esista una vasta gamma di prodotti finanziari offerti, talvolta eccessivamente sofisticati, i quali evidentemente conducono a forme di delega che sono assolutamente funzionali all'industria finanziaria, all'industria degli intermediari finanziari. La terza è la scomparsa di un'attività finanziaria priva di rischio, che dia un rendimento accettabile, quali erano i titoli del debito pubblico, i titoli di Stato, spingendo pertanto le persone a cercare un rendimento assumendo più rischio. Quindi possiamo dire che il contesto nel quale le persone si muovono nell'ambito delle scelte finanziarie è un contesto in cui il grado di complessità negli ultimi anni è aumentato. Ma forse dobbiamo considerare anche che c'è qualcosa, diciamo, di più contingente. Cioè noi in 12 anni di fatto abbiamo vissuto 3 crisi finanziarie. Ora, il tema dell'ultima crisi finanziaria è un po' particolare per le sue dinamiche appunto di carattere meramente ed esclusivamente finanziario. Diciamo una crisi economica. Purtroppo le crisi finanziarie producono sempre degli strascichi, non direi inattesi, ma direi comunque negativi per il sistema del risparmio e per molti risparmiatori. Anzitutto hanno acuito la sfiducia in molti nei confronti del mercato. Evidentemente queste oscillazioni così enormi spaventano le persone, ma soprattutto hanno aumentato, diciamo, le disuguaglianze. Quindi c'è un problema di carattere anche sociale che segue il tema delle crisi e la precarietà delle persone. Possiamo infatti dire che ci sia una sperequazione nella distribuzione del reddito come mai si era vista in precedenza. E quando c'è una sperequazione di reddito così elevata, evidentemente tutte le persone fanno ricorso a tutto ciò che è loro disponibile, tra cui il risparmio, che diventa allora un elemento importante, un elemento, diciamo, di sostegno rilevante per la propria vita. Ma proprio le crisi finanziarie in realtà hanno in qualche modo disperso quel senso di protezione che pressoché tutti ravvisano negli investimenti finanziari e nella loro gestione. Per cui di fatto la persona si trova da un lato con una complessità crescente, dall'altro lato ha momenti di sfiducia, ha momenti di caduta della propria autostima, quindi della sua attitudine verso i mercati e verso gli aspetti di carattere finanziario. Ma allora potremmo dire molto semplicemente che esiste un bisogno generale. Esiste un bisogno generale, cioè esiste un bisogno, magari latente, avremo modo di vedere perché, di essere in grado di saper gestire il proprio denaro in maniera consapevole e lungimirante, non solo perché gestire il proprio denaro, il proprio risparmio è utile al benessere dell'individuo, ma anche perché è un fattore essenziale per non essere esclusi dai meccanismi di ripartizione della ricchezza. Meccanismi di ripartizione della ricchezza intendiamo l'appartenenza al mondo del lavoro e quindi alla possibilità di distribuire il reddito in maniera più equa, dalla mobilità sociale, quindi dal miglioramento della propria situazione, e da una crescita che possiamo definire inclusiva. Ma questo bisogno generale, diciamo, è allo stesso tempo anche un obiettivo generale. Cioè, oramai credo sia patrimonio di tutti poter affermare che obiettivo generale del sistema economico e sociale è quello di consentire alle persone di saper gestire il proprio denaro in maniera consapevole. Per cui da un lato c'è un bisogno che dovrebbe generare una domanda
e dall'altro lato c'è una, diciamo, necessità di offerta. Quindi da tutto ciò emerge sicuramente anzitutto una domanda, dicevo una domanda latente, perché gli studi più recenti tendono a oramai affermare come non ci sia un particolare fervore da parte delle persone in termini di educazione finanziaria. Cioè non c'è la corsa, scusate, ai corsi di educazione finanziaria. Cioè c'è ancora una percezione del denaro, una percezione del risparmio che in qualche modo, ancorché appartenga al concetto di proprietà, non è ravvisato come importante tanto quanto possa essere il lavoro, ma anche quanto possa essere la casa. E quindi diciamo c'è una visione per certi versi distorta di questo elemento. Comunque diciamo che più che una domanda, quindi forse c'è un'esigenza, c'è una necessità di cosa? Di elementi di conoscenza da parte delle persone, di elementi di capacità, qui stiamo semplicemente declinando la definizione dell'OCSE di educazione finanziaria, e di attitudini per assumere decisioni corrette e raggiungere obiettivi di benessere finanziario individuale fino a raggiungere gli obiettivi di vita. Quindi possiamo dire che per certi versi, più che un tema pull, c'è un tema push, c'è un tema di spinta. C'è un tema di spinta, ma proprio perché il tema molte volte è un tema di spinta, cioè è un tema di offerta, il tema diventa particolarmente complesso in quanto esso generalmente, possiamo dire, investe l'intera popolazione. Dico, c'è un tema push perché se noi osserviamo appunto la ragione che ha indotto il Comitato Nazionale a proporre le linee guida di educazione finanziaria è perché bisogna rivedere l'offerta, bisogna ridefinire l'offerta, bisogna sostanzialmente ridisegnare l'offerta di educazione finanziaria. Ma il tema, ripeto, della complessità deriva dal fatto che questa esigenza, questa necessità, ancorché non sentita talvolta, investe fasce, se non l'intera popolazione, e quindi evidentemente pone un problema di scelta, pone un problema di decisione. Così come è stato fatto nel programma regionale, che d'altra parte non poteva essere che così, ma molto correttamente, io vorrei dire, possiamo distinguere tra anzitutto un ambito scolastico, programmi didattici quindi dedicati, sufficientemente anche semplici da organizzare, una sorta di educazione finanziaria civica, per cui ragazzi ora a casa, però insomma solitamente seduti sui banchi, facilmente raggiungibili. Il tema invece diventa estremamente complesso nel momento in cui noi ci rivolgiamo agli adulti e alle famiglie. E quindi la scelta deve in qualche modo rispondere a un tema di, diciamo, massimizzazione del rapporto tra benessere individuale e benessere collettivo e le risorse impiegate, che sono risorse necessariamente scarse. Cioè, la Regione ha messo una, diciamo, quantità di denaro estremamente significativa sul tema, ma se noi andiamo ad osservare quali sono diciamo, i risultati attesi, noi vediamo che colpiamo una percentuale di popolazione estremamente contenuta, per cui, ripeto, il tema del disegno o del ridisegno dell'offerta diventa un tema decisivo. Allora volevo portare l'esperienza appunto che noi abbiamo sentito durante quest'anno di offerta di educazione finanziaria sul territorio. Cioè ci siamo scontrati davvero con il tema ma come potremmo, speriamo di esserci riusciti in qualche modo, massimizzare questo rapporto tra il benessere individuale e collettivo e le risorse impiegate che, per quanto rilevanti, sono sempre necessariamente scarse. E quindi c'è un problema di scelta di target. Problema di scelta di target, e il target che noi abbiamo individuato come essere quello
diciamo, in qualche modo più rispondente a questo criterio di efficienza, a questo criterio di efficacia, è il target delle categorie che si dimostrano più vulnerabili o più a rischio in situazioni di crisi personale, familiare e o a seguito di crisi economica finanziaria generalizzata. Cioè noi pensiamo che le statistiche ci dicono che circa il 20% delle famiglie ha delle difficoltà quando ci sono delle spese relativamente straordinarie da dover sostenere. Quindi il 20% delle famiglie, e in Italia per problemi di Istat non si è mai capito quanto siano le famiglie, ma insomma stanno tra i 20 e i 25 milioni, evidentemente stiamo parlando di 4 milioni, di famiglie. 4 milioni di famiglie che manifestano, diciamo, quale necessità? Sicuramente una necessità di educazione finanziaria, ma soprattutto necessitano di essere accompagnate in un percorso di creazione o rafforzamento delle proprie competenze finanziarie. Ma a questo punto si poneva un problema in più, cioè il tema di come poterle intercettare. Perché a quel punto significa, diciamo, creare la domanda e soprattutto cercare di porre in essere, diciamo, un processo moltiplicativo, una sorta di detonatore che fosse in grado di moltiplicare gli interventi, ma soprattutto che fosse in grado di disseminare le nozioni che venivano, diciamo, che venivano insegnate. E quindi in questa, diciamo, scelta che abbiamo operato, una parte del nostro progetto è stato nell'individuare quelle persone che più di altre stanno vicine a queste persone vulnerabili, che quindi intercettano queste persone vulnerabili. Per cui abbiamo proposto attività di educazione finanziaria a persone che lavorano nei comuni, in particolare nell'ambito dell'area sociale. Abbiamo proposto interventi a persone che lavorano nei distretti sociosanitari. Abbiamo proposto e abbiamo effettuato persone che agiscono nel mondo delle associazioni, al mondo dei sindacati, agli operatori del terzo settore. Cioè sostanzialmente abbiamo in parte, una parte del progetto, deciso di investire su queste persone in termini di competenze di educazione finanziaria e perché questo avrebbe potuto, speriamo avrà, nel tempo un processo, ripeto, di disseminazione sul territorio. Ma c'era un ultimo passaggio che dovevamo fare, cioè quale soluzione dovevamo proporre, dovevamo individuare, quale poteva essere la scelta migliore che noi potevamo proporre a queste persone. E noi abbiamo pensato che la scelta migliore fosse quella di proporre la figura dell'educatore finanziario secondo UNI 11.402, cioè una figura professionale che sulla base di un rigoroso standard di settore declina il processo di educazione finanziaria nelle sue componenti essenziali di informazione e di istruzione, ma soprattutto di consulenza oggettiva tesa alla pianificazione. Cioè, in altre parole, abbiamo pensato che questa figura, che appunto indichiamo come una figura professionale, ma che io prima ho chiamato anche una professionalità, cioè un qualcosa che si può accompagnare alla propria professione, possa rappresentare, uso una parola forte, il benchmark di riferimento per porre in essere delle politiche di educazione finanziaria che abbiano che rispondano a quel requisito di efficienza e di efficacia che prima ricordavo. Ma l'educatore finanziario, e vado completando, in realtà è molto di più. Io ho semplicemente stressato due concetti. Uno, il concetto che bisogna scegliere per essere efficaci nell'ambito dell'educazione finanziaria. E l'altro, stressato il fatto che dobbiamo individuare chi sia
un soggetto di riferimento al quale appellarci per effettuare questo tipo di attività. Ma ora passo la parola ai nostri giovani educatori finanziari, i quali ci spiegheranno meglio cosa intendiamo per educazione finanziaria di qualità, quali sono le esperienze internazionali e domestiche, che cosa fa un educatore finanziario, in quali luoghi lavora l'educatore finanziario, oltre naturalmente quello che ho voluto ricordare con il mio intervento. Per cui io esco dal mio intervento e passo la palla a Francesca Bertè. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie mille professor Zen, buongiorno a tutti. Io sono Francesca Bertè di Equa, impresa sociale, un'impresa sociale che si occupa di sviluppare proprio l'educazione finanziaria di qualità UNI 11402 nel territorio. Siamo un'impresa sociale milanese che appunto ha sviluppato tante esperienze di educazione finanziaria. Sia a livello comunale, territoriale, sia a livello aziendale. Cos'è però l'educazione finanziaria di qualità? Cosa riguarda? Perché dobbiamo tutti quanti cercare di avere un po' di consapevolezza in più sul tema della nostra economia personale? Tendenzialmente perché viviamo in una contemporaneità che ci circonda un po' di rischi che riguardano un po' tutto il tempo della nostra vita. Vi porto qualche numero su cui proprio l'educatore finanziario lavora e l'economia personale, l'educazione finanziaria cerca di fare un po' di ordine e di dare una mano. Qualche numero veloce, ma proprio per inquadrare il tema. 1,3 è il numero medio di figli in Italia, quindi si nasce poco. 34%. 34% è la percentuale di famiglie classiche standard, mamma, papà più figli. Tutte le altre famiglie sono famiglie monopersonali, monofamiliari, single, famiglie ricostituite, quindi tanti nuclei familiari che ovviamente sono portatori di bisogni e di necessità economiche molto specifiche. 32 e 35. Cosa sono? Sono gli anni medi statistici, dati Istat, di autonomia economica dei ragazzi giovani. Si sa, si comincia a lavorare sempre più tardi e con una grande flessibilità richiesta, e questo fa sì che slitti sempre in avanti il tempo appunto in cui ognuno di noi diventa autonomo e solido economicamente. Riga sotto, passiamo alle famiglie, 17 anni. 17 anni è il numero medio di anni di matrimonio prima di una separazione. 17% è il numero è la percentuale delle seconde nozze su un totale di matrimoni, quindi ci si separa e ci si risposa. Tanto, e anche questo richiede un'attenzione, una cura da un punto di vista proprio dell'educazione finanziaria e di gestione della propria economia enorme. Più 45%. Più 45% è la probabilità di separarsi se le condizioni economiche della famiglia sono sfavorevoli. 15%, 15% cos'è? Sono le separazioni dopo i 65 anni in Italia. Attenzione, anche qui si emergono una marea di temi e di nuovi problemi da affrontare da un punto di vista economico se una separazione arriva così tardi. E in Italia accade. Più 15%, più 24%. Più 24% cos'è? È il rischio di caduta in povertà di una femmina se separata. Più 15% invece per quanto riguarda i maschi che si separano. Quindi anche qui altro tema importante. Passiamo sotto, 53% sono i senior che lavorano in Italia, quindi c'è una vasta popolazione di persone over 55 che non lavora
ma non perché magari ha perso il lavoro, ma che però non ha ancora la possibilità di andare in pensione, quindi vive in quel limbo del troppo presto per andare in pensione, troppo tardi, tra virgolette, per lavorare. 67-73 è l'età pensionabile attuale e prospettica, si andrà in pensione sempre più tardi. Perché? Perché i requisiti di accesso alla pensione sono legati alla speranza di vita che cresce sempre di più. Però questo cosa significa da un punto di vista economico? Significa un sacco di cose. E quindi anche su questo l'educazione finanziaria di qualità e l'educatore finanziario aiuta le famiglie a ragionare. Ultima riga, 14.456 sono le persone centenarie e chi supera i 100 anni in Italia. Moltissime sono donne perché siamo più longeve dei maschi. Però anche qui, attenzione perché bisogna prepararsi a vivere una vita così lunga. La longevità è una meraviglia dal punto di vista di conquista della contemporaneità, però attenzione perché bisogna avere le risorse economiche. Perché? Perché poi con l'invecchiamento potrebbero arrivare anche delle debolezze. E quindi cosa significa aver bisogno magari di un'assistenza e quindi di una cura quando si è anziani? Altro tema che spalanca una marea di ragionamenti da un punto di vista proprio economico di sostenibilità. La nostra pensione del futuro ci basterà, e su questo bisogna fare un po' di ragionamenti, per vivere bene la nostra vecchiaia e per magari gestire eventuali difficoltà di salute. Ecco che questa è un po' una panoramica che ci racconta proprio perché c'è un bisogno enorme di ragionare insieme a qualcuno che ci aiuti sul tema della nostra economia personale. Visto da questo quadro, probabilmente qualcuno di noi dice aiuto, cosa faccio? Ma possiamo fare mille cose, possiamo essere pessimisti o ottimisti, quindi un po' dipende da noi, perché in realtà il futuro è tutto da costruire. E quello che vedete nella videata, cos'è? Un bosco. E questo è un po' uno spunto per dire che in realtà, e qua prendiamo spunto dal filosofo Galimberti che ci spiega, che ci dice che in realtà un bosco può essere visto, sempre un bosco è, però può essere visto in modo completamente diverso in funzione degli occhi che lo guardano. Quindi se un poeta ci vedrà delle cose in un bosco, un falegname vedrà delle cose completamente diverse. Noi dobbiamo tutti quanti cercare di comprendere i rischi che viviamo e cercare di affrontarli nel modo più consapevole possibile. Quindi se un po' dipende da noi l'affrontare le sfide della contemporaneità, un po' dipende anche però dal contesto in cui viviamo. E qui veniamo appunto al dove viviamo da un punto di vista proprio puramente demografico. Quello che vedete nella diapositiva è un altro spunto che secondo noi è molto utile per capire quanto è importante che ognuno di noi prenda in mano le redini della propria vita economica e si faccia poi aiutare da un educatore finanziario. Quella che vedete è una piramide demografica, si chiama, e è una rappresentazione che ci aiuta a capire in che mondo viviamo, come è composto il nostro paese. In basso vedete che ci sono i giovani, in alto della rappresentazione vedete gli anziani, a destra le femmine e a sinistra i maschi. La parte verde rappresenta la popolazione inattiva, cioè quella che non lavora, mentre la parte rossa è la popolazione che contribuisce, quindi i lavoratori, che contribuiscono a immettere denaro con i propri contributi nel sistema, che poi servirà per pagare le pensioni, per pagare i servizi per l'infanzia, le assistenza, le scuole. Lo vedete, è molto chiara questa rappresentazione. Si vede chiaramente che ci sono pochi bambini, la parte bassa della piramide è molto stretta, ci sono molti adulti baby boomers, li vedete nella parte ampia della piramide e poi piano piano ci sono sempre più anziani. È abbastanza chiaro che la parte rossa
quindi la popolazione attiva da sola non riesce a gestire, quindi a sostenere sia se stessa sia tutta la popolazione che ne ha bisogno e quindi quella inattiva. E quindi ecco, questo è il tema di cui parlava prima il professor Zenneo, quindi la difficoltà del welfare statale di far fronte a tutti questi nuovi bisogni. Anche perché se si nasce poco ci saranno pochi lavoratori, mentre gli anziani, che diventeranno sempre di più, probabilmente avranno bisogno di supporti sì, economici, e quindi ecco, è un tema fondamentale. Ognuno di noi deve ragionare su cosa può fare per gestire al meglio il proprio sia presente sia futuro. Anche perché se proviamo a accendere la macchina del tempo e ad andare avanti di 20-30 anni, le cose, se nulla capita, probabilmente non cambiano molto. E adesso vedete la nuova piramide del futuro, in questo caso siamo nel 2050, e vedete che le cose non cambiano molto. Quindi se nulla accade, le proiezioni ci raccontano che ci sarà sempre più bisogno di attivarsi anche individualmente per gestire al meglio la propria economia personale. A questo punto quindi cosa possiamo fare? Ci sono delle scelte sia collettive sia individuali, perché se il welfare statale da solo non ce la fa e quindi c'è bisogno di avere degli aiuti, si può scegliere di fare diverse cose. E infatti nel mondo, ad esempio, c'è una tendenza un po' all'arretramento del welfare. E quindi vedete, ad esempio, in Giappone, che è uno dei paesi più longevi del mondo, hanno anche loro questo grosso problema. Tanti anziani da sostenere, pochi bimbi che nascono e quindi poche risorse economiche per mantenere tutti. E quindi una proposta un po' provocatoria che è stata fatta qualche anno fa dal ministro Akira Amari, giapponese, appunto, era quello di va bene, non si può più, non ce la facciamo, è tutto insostenibile, a questo punto eliminiamo il concetto di pensione perché non ci sono soldi, quindi si lavorerà per sempre. Questa è stata una provocazione che però vi fa capire dove si sta andando. Stesso discorso in Inghilterra, che qualche anno fa ha approvato una riforma dove in realtà per evitare che i cittadini sopravvivessero al proprio reddito, quindi è stata fatta una riforma pensionistica che dal momento in cui una persona entrava in pensione gli veniva restituito tutto quello che aveva versato nell'arco nel corso dell'età lavorativa. E questo ovviamente lasciava un sacco di rischi ai pensionati che da un momento all'altro potevano scegliere di riavere indietro tutti i propri contributi, però se nel tempo gli fosse successo qualcosa, questo era veramente insostenibile perché appunto così in questo modo lo Stato restituiva al singolo il rischio di sopravvivere più della media delle persone. Tanto per farvi capire, pochi giorni dopo l'approvazione di questa riforma in Inghilterra c'è stato il boom di vendita di Lamborghini, quindi tanti pensionati che si sono messi, hanno utilizzato subito il loro portafoglio, se vogliamo, pensionistico, però rimanendo poi senza per mantenersi in futuro. E questa però è una scelta, anche in Italia in realtà il progressivo allungamento dell'età pensionabile, la progressiva diminuzione delle pensioni e dell'assegno pensionistico, ma anche le sempre più bassi e più esigui aiuti alle famiglie, sono tutte forme di tentative appunto del welfare statale di provare a farcela ma arretrando. C'è però un'altra grossa novità, un altro modo di agire, di trovare delle nuove soluzioni, che è una nuova forma di welfare di comunità, che è un po' che cerca, e l'educazione finanziaria fa proprio parte di questo modello di welfare, che è il welfare di comunità che aggrega tutta una serie di componenti della società e le unisce per cercare di aiutare il cittadino, il lavoratore,
Come? Mettendo ognuno a disposizione qualcosa. Quindi lo Stato continuerà a dare i suoi aiuti per quello che può, ma poi ci sono tutta un'altra serie di soggetti, tra cui appunto gli educatori finanziari, che fanno parte ad esempio del terzo settore o del mercato, che aiutano, entrano in gioco per aiutare i cittadini, i lavoratori, le imprese. Anche le imprese vengono chiamate a dare una mano, come ad esempio sviluppando tutta una serie di attività di welfare aziendale, quindi mettendo a disposizione dei propri lavoratori dei servizi per cercare di integrare quello che lo Stato non riesce a dare. Anche la famiglia è chiamata assolutamente ad aiutare il cittadino e le persone, come ad esempio i genitori aiutano tantissimo sia i propri figli ma anche i propri genitori anziani. Le donne, mamme italiane sono molto spesso, si trovano molto spesso a dover aiutare i figli ma anche a gestire i genitori anziani. E quindi ecco tutti i soggetti, il volontariato e l'associazionismo viene chiamato assolutamente a far parte di questa rete. Quindi se la scelta è tra arretramento e del welfare o individuare nuove modalità per cercare di mettersi insieme e aiutare il cittadino, ad esempio mettendo a disposizione nuovi programmi di educazione finanziaria di qualità, ecco che questa è una buona strada da percorrere proprio per cercare di reagire in modo positivo a quel contesto che insomma ci mette alla prova moltissimo. Quindi questo da un punto di vista collettivo. C'è poi però il punto di vista anche individuale, quindi individualmente noi cosa possiamo fare? Siamo in un periodo in cui è molto difficile per noi pensare ad un futuro. Perché? Perché il 2020 ci sta mettendo veramente alla prova, anche da un punto di vista economico, perché si stanno un po' esacerbando tutta una serie di problematiche. E quindi come possiamo fare? Come ci vogliamo porre nei confronti del futuro? Ma una possibilità è quella di essere retrotopici, ossia cercare di immaginare o pensare che comunque in passato le cose andavano meglio e quindi non tornerà mai il tempo di prima, quindi pensare che un tempo c'erano pensioni più alte e quindi noi non avremo mai una pensione adeguata, che un tempo c'era il lavoro e oggi non ce n'è più. E quindi avere un approccio di questo genere. Attenzione perché il passato ci ha regalato grandi meraviglie ma anche grosse problematiche e quindi avere un atteggiamento o retrotopico o distopico, addirittura oggi va molto di moda pensare che il futuro sarà negativo o comunque difficile. Questo è un approccio che però secondo noi ci porta da poche parti. Probabilmente forse bisognerebbe trovare un altro modo per relazionarsi nei confronti del futuro. E questo modo è tendenzialmente quello di attivare la nostra immaginazione, reinstallare il futuro, ritrovare la voglia di costruire progetti di vita e quindi cercare in qualche modo di avere consapevolezza sulle proprie risorse economiche. L'educazione finanziaria aiuta proprio a fare questo, perché, e qui finisco il mio piccolo intervento, e qui sta proprio il punto, educazione finanziaria, fare educazione finanziaria e quindi di conseguenza ricevere l'educazione finanziaria significa sostanzialmente occuparsi della propria vita. Quindi non stiamo parlando né di finanza né di educazione in senso proprio, ma di cercare di avere consapevolezza su quello che accade nella nostra vita e quindi farsi una serie di domande che poi l'educatore finanziario, e adesso lascio la parola a Alessandro, aiuterà a dare risposta. E quali sono le domande chiave che riguardano l'educazione finanziaria di qualità Uni 11402? Sono ad esempio quelle che vedete proiettate. Ad esempio, tutti noi ci domandiamo, ad esempio, se il nostro bilancio familiare è solido e domani lo sarà,
ossia risparmiamo abbastanza per quello che desideriamo ottenere, per i nostri progetti di vita futuri o per arrivare a fine mese e cercare di mettere da parte qualcosina. A un'altra domanda a cui risponde l'educazione finanziaria Uni 11402 è: ma posso comprare la casa dei miei sogni? Ma quanto costa veramente? Le rate saranno sostenibili? Saranno sostenibili oggi e lo saranno anche in futuro? E se volessimo sposarci, cosa significa da un punto di vista economico affrontare un evento di vita che porta a unire le proprie risorse economiche con un'altra persona? Quali sono le caratteristiche di questo evento di vita? E come possiamo proteggerci? Quali sono le necessità di protezione economica della nostra famiglia? Se da un momento all'altro ci succedesse qualcosa, cosa avverrebbe alla nostra famiglia se da un momento all'altro un reddito non arrivasse più? E l'abbiamo ben presente in questi mesi, quali sono i rischi. E quindi come fare a evitare di inciampare in questi rischi e prepararsi ad affrontare nel modo più solido possibile sia il presente ma anche il futuro della nostra vita economica, magari immaginando progetti di vita futuri, mandare all'università un figlio, cosa significa economicamente e come posso raggiungerlo? E insomma, tutte queste domande che riguardano proprio la nostra vita concreta sono quelle su cui l'educazione finanziaria si concentra, e è proprio da qui che parte il lavoro concreto dell'educatore finanziario, che è un lavoro sì tecnico, ma anche molto legato proprio al supporto della vita delle persone che incontra. Io terminerei qui la mia parte e adesso passo la parola a Alessandro, che vi spiega proprio più nel dettaglio come funziona l'educazione finanziaria e quali sono i passaggi chiave dell'educazione finanziaria e dell'educatore finanziario. Grazie. Grazie Francesca, grazie, buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Grillo di Equa. In questo tempo che ci rimane vi farò un po' vedere un piccolo viaggio per il mondo, per vedere un po' come questo contesto, queste premesse sono state poi messe a terra in giro per il mondo in esperienze di educazione finanziaria, come si è poi strutturata l'esperienza italiana dal punto di vista normativo e concreto, e poi vedremo un po' che cosa fa l'educatore finanziario, chi è, quali ambiti copre, che cosa fa insieme agli utenti. Allora, permettetemi di condividere il contenuto. Eccoci qua. Allora, da dove siamo partiti? Facciamo un piccolo passo indietro. Siamo nel 2005 nel Regno Unito. Il contesto è un po' simile a quello presente, insomma, un contesto dal punto di vista pubblico difficile, poche risorse, temi demografici che implicano un arretramento del welfare, poco denaro. Quindi il governo inglese si rende conto che non ha più possibilità di erogare prestazioni come si faceva nei decenni precedenti e si rende conto che c'è la necessità di fornire qualcosa di diverso per dare benessere ai cittadini. Non potendo più erogare prestazioni, si pensa di cominciare ad erogare servizi che comunque siano in grado di garantire il benessere dei cittadini e di dare loro un empowerment sulla propria capacità economica. Per fare questo il governo inglese coinvolge la Resolution Foundation, che è un think tank, e gli commissiona questo report che verrà poi pubblicato nel 2006, in cui si analizzano un po' tutte le caratteristiche di un buon servizio, di una buona consulenza oggettiva indipendente che fornisca competenze alle persone e che metta in grado le persone di star bene e di rendersi più autonome finanziariamente. Cosa succede? Gli esiti di questo report sono quelli che vedete. Se voi paragonate l'immagine di sinistra all'immagine di destra, vediamo visualizzate le entrate e le spese delle famiglie, delle persone all'aumentare dell'età di ciascuno, vediamo che è piuttosto evidente che a sinistra chi prima della pianificazione o chi non si occupa di pianificazione riesce a gestire in maniera più difficoltosa il proprio ciclo di vita perché ha più spese, perché non si protegge, perché ha più difficoltà a pianificare la pensione, perché ha difficoltà a raggiungere gli obiettivi di vita, mentre dopo la pianificazione chi pianifica
si trova in una situazione migliore, perché se voi vedete le spese sono più contenute, perché le persone imparano a risparmiare meglio e dove serve, le persone sono protette, le persone sono più in grado di pianificare la pensione e di avere redditi maggiori in età avanzata. Insomma, l'idea è che un servizio di consulenza oggettiva renda capaci le persone di badare alla propria economia familiare. Sulla spinta di questo studio, il governo inglese costruisce un portale che esiste tuttora e che è di dimensioni piuttosto massive, perché raggiunge circa 10 milioni di cittadini inglesi all'anno, quindi una percentuale veramente elevata della popolazione inglese. Il governo inglese mette in piedi questo portale che sensibilizza, forma ed educa il cittadino alle tematiche di economia personale. È un portale organizzato per eventi di vita e quindi il cittadino, a seconda del proprio momento di vita, del proprio evento di vita che sta affrontando singolarmente, va sul portale e vede tutta una serie di informazioni che lo aiutano a gestire ciò che sta affrontando. Per esempio, il cittadino che deve capire come pianificare la pensione va nell'area pensione, se deve acquistare casa va nell'area mutui, se deve pianificare un debito oppure se deve capire cosa implica una separazione o un matrimonio, va nella specificare. Questo è un modello per eventi di vita che funziona per l'utente, perché l'utente ragiona per eventi di vita, per silos, e ogni volta che ha una necessità ha un elenco dettagliatissimo di informazioni, di atti da seguire e di sensibilizzazione su quell'evento. Qual è però il problema di ragionare per eventi di vita? Che la vita è una sola e gli eventi di vita si intrecciano chiaramente, quindi è difficile pensare alla pensione senza sapere se i debiti sono sostenibili, è difficile pensare a seguire un obiettivo di vita se non si è protetti, è difficile poter pianificare qualcosa se le entrate del presente non sono stabili. Quindi c'è forse bisogno di un approccio integrato che metta in comune tutti gli eventi di vita del cittadino e che offra una via d'uscita. Questo è un po' l'approccio seguito dai Financial Empowerment Centers della città di New York, che invece offrono più che un portale di sensibilizzazione un servizio gratuito pubblico di consulenza oggettiva per i cittadini, in questo caso in condizioni reddituali svantaggiate, per il low income, e si offre questo servizio che aiuta i cittadini a capire le proprie necessità, a capire i punti deboli del proprio budget, a pianificare i debiti, a renderli sostenibili e soprattutto, dopo aver pianificato tutte queste aree, si offre anche al cittadino un collegamento con il mercato. Mentre il governo inglese fornisce solo sensibilizzazione, ma si rende indipendente e non si collega al mercato, la città di New York attiva delle convenzioni con gli istituti finanziari che si impegnano a fornire ai cittadini prodotti conformi alle caratteristiche di qualità che sono stati poi proposti nel corso dei percorsi individuali. E poi arriviamo in Italia, sulla scorta di tutte queste esperienze internazionali arriviamo in Italia. In Italia c'è un ambiente normativo anche che si sta sviluppando negli ultimi anni, c'è la legge nazionale che ha istituito il Comitato sull'educazione finanziaria di cui parlava il professor Zen, che istituisce ogni anno il mese dell'educazione finanziaria, quindi cerca di diffondere iniziative, conoscenze, nozioni, accompagnamento sull'educazione finanziaria. C'è la legge veneta che cita poi esplicitamente l'esperienza milanese che vedremo e la norma tecnica, e c'è appunto una norma tecnica. La norma tecnica è emessa dall'UNI, l'UNI è l'ente di normazione italiano che si occupa di normare la qualità dei beni e dei servizi italiani. Ci sono diverse norme, qua vedete in particolare la norma UNI 11402, che è quella che parla dei requisiti del servizio, di ciò che deve fare l'educatore finanziario quando incontra l'utente e di ciò che non deve fare. Ciò che non deve fare è parlare di prodotti, ad esempio. L'educatore finanziario si occupa di bisogni, stabilisce una relazione con l'utente, fa emergere gli obiettivi dell'utente, analizza i punti di forza e di debolezza del presente dell'utente, pianifica le soluzioni strategiche nelle aree che vedremo e poi monitora ciò che è stato fatto. Il passaggio dei prodotti viene invece fatto al di fuori dell'educazione finanziaria tramite il mercato. Tutto questo schema si è poi strutturato nell'esperienza milanese che è stata erogata tramite gli spazi UEMI, che sono spazi che esistono sul territorio milanese di proprietà pubblica del Comune di Milano, ma gestiti da enti del terzo settore, che offrono tutta una serie di servizi al cittadino, tra cui appunto il servizio di economia personale. Ma se dobbiamo offrire un servizio
di consulenza oggettiva dobbiamo avere bene in mente le caratteristiche di ciò che può voler dire educazione finanziaria. E qui arriviamo al tema che citava il professore. Ci sono almeno 3 tipi di educazione finanziaria che servono a persone e a pubblici diversi. C'è l'informazione, che trasmette conoscenze, ma che serve a consumatori evoluti che conoscono già i propri bisogni, conoscono i prodotti di cui hanno necessità e vogliono approfondire scenari complessi di mercato, di finanza evoluta, particolarmente complicati. C'è poi l'istruzione, che invece serve a consumatori e cittadini che conoscono i propri bisogni e vorrebbero capire meglio come questi bisogni possano essere trattati tramite prodotti. E qui c'è l'istruzione che fornisce competenze. Ma per la maggior parte delle persone che invece hanno più bisogno, più che capire il prodotto e la strategia adeguata, hanno più bisogno di definire i propri bisogni, i propri obiettivi e capire dal punto di vista complessivo lo stato della propria economia personale, serve un accompagnamento personale e un processo di consulenza oggettiva. E questo è quello che riguarda l'educazione finanziaria di qualità. Come si struttura questo processo? Beh, si struttura in 2 momenti. Ci vuole innanzitutto un momento di sensibilizzazione, che è un momento che serve per far capire alle persone, visto che stiamo parlando di un tema e anche di un servizio complesso, poco noto, poco conosciuto, di cui non è neanche semplice parlare perché i temi sono molto personali, sono spesso difficili e quindi non sono temi semplici da affrontare. Ci vuole un momento di sensibilizzazione che serve ad accendere lampadine, a far capire alle persone l'importanza di occuparsi della propria economia personale e la necessità di fare qualcosa. Dopo il momento di sensibilizzazione, l'utente già sensibilizzato, che capisce che ha necessità di fare qualcosa e di mettere in atto delle strategie, va dall'educatore finanziario e allora si pianifica il ciclo di vita dell'utente tramite incontri one-to-one, tramite cui l'educatore finanziario analizza il corso di vita dell'utente e della sua famiglia e mette in atto delle strategie che vedremo. E poi esita tutto questo processo con un monitoraggio per tenere traccia nel corso del tempo dei cambiamenti ed apportare i correttivi necessari. L'educatore finanziario che incontra degli utenti segue una cronologia di atti, di azioni, di temi da affrontare che sono proprio stabiliti dalla norma tecnica. Gli incontri si sviluppano con una presentazione del servizio che dice all'utente ciò che si va a fare, quali sono le norme di riferimento, quali sono le teorie di riferimento, come sono effettuate le elaborazioni. Tutto questo per una garanzia sia di qualità sia di pulizia nei confronti dell'utente, che sa che ciò che viene fatto è conforme a ciò di cui lui ha bisogno. Si raccolgono delle informazioni sugli obiettivi, quindi ci si apre al futuro, sugli obiettivi di vita della famiglia o dell'utente, e poi si pianificano le aree dell'educazione finanziaria. Le aree dell'educazione finanziaria principali che l'educatore finanziario affronta insieme all'utente sono 5. Si affronta il tema del budgeting innanzitutto, che significa dare un'occhiata allo stato patrimoniale, al conto economico della famiglia, non di un'azienda ma di una famiglia. Funziona esattamente nello stesso modo, ci sono delle entrate, delle uscite, delle ricchezze accumulate e bisogna capire se entrate e uscite vanno d'accordo, se c'è bisogno di accumulare dei fondi per cautelarci da imprevisti, se c'è bisogno di risparmiare di più, come fare, capire perché risparmiare di più, perché rinunciando ad andare al ristorante una volta al mese si riuscirà a ottenere un obiettivo molto gratificante nel futuro che sarà esito di questa piccola rinuncia immediata. Affrontato il presente delle entrate e delle uscite, si affronta il tema dei debiti, se ne esistono, si ottimizzano i debiti passati, se c'è necessità di un acquisto immediato si pianifica un debito nella maniera più corretta possibile, si definisce la necessità, si pianifica il debito. Ci si protegge, perché di nuovo non avrebbe senso progettare una vita senza sapere che qualunque evento grave o meno grave che potesse mettere in discussione la capacità reddituale della famiglia farebbe crollare tutta quanta la struttura di economia familiare. Allora ci si protegge e poi si pensa al futuro. E nel futuro si arriva alla pensione. La pensione necessita di immaginare un tempo futuro, di inaugurare il futuro, di fare un viaggio nel tempo per immaginare chi saremo, con chi vivremo, dove vivremo, cosa vorremmo fare nel futuro e sulla base di questo definire le necessità anche reddituali che abbiamo e quindi disegnare le strategie. Fatto tutto questo si arriva al tema dell'investimento. L'investimento altro non è che
il raggiungimento di obiettivi di vita. Un obiettivo di vita può essere un viaggio, può essere acquistare la casa, può essere acquistare un'auto, qualsiasi cosa che implichi un viaggio nel tempo, che ci faccia immaginare cosa vorremmo nel futuro, e qui si disegna come raggiungere questo obiettivo tramite un processo di investimento costruito in un modo che rispetti la qualità. Come fa tutto ciò? L'educatore finanziario lo fa tramite strumenti di simulazione. Questi sono proprio richiesti dalla norma tecnica di qualità perché servono a visualizzare ciò che si fa, a tenere traccia di ciò che è stato fatto, tant'è che si rilascerà poi un report di ciò che è stato fatto nero su bianco all'utente, che poi a traccia di ciò che è stato fatto potrà recarsi dalle istituzioni finanziarie a richiedere i prodotti adeguati eventualmente, sapendo ciò di cui ha bisogno. E gli strumenti di simulazione servono proprio a visualizzare gli impatti in modo semplice, immediato, dal momento che li calcolano dal punto di vista informatico, delle scelte, delle strategie, e vedere così cosa ci si aspetta che potrebbe succedere nel futuro. Per esempio, qui ci troviamo di fronte a un nucleo familiare composto in una certa maniera, una coppia di coniugi sposati o conviventi che hanno un figlio, che hanno un certo panel di caratteristiche. Qui vediamo per esempio Maria, che è nata nel 78, è diplomata, è impiegata, ha una certa serie di caratteristiche che ci servono poi per stimare altre cose. Per esempio, è evidente la data di inizio di contribuzione ci serve per stimare gli importi e i tempi pensionistici. E lo stesso possiamo dire del settore di lavoro, della condizione lavorativa, nel caso in cui Maria non sia dipendente ma lavoratrice autonoma, eccetera, eccetera. Fatto questo, ci si apre agli obiettivi di vita. Poi immaginiamo un utente giovane che ha degli obiettivi di vita, fa questo viaggio nel tempo e definisce che nel suo futuro lui vorrebbe acquistare una casa o comunque arrivare ad avere un capitale necessario per non dover richiedere un mutuo di importo troppo elevato e per così acquistare una casa in un certo periodo del tempo, quindi nel 2027 per esempio. Nel 2022 vorrà fare un viaggio in Nuova Zelanda e poi vorrà acquistare una moto. Questi sono obiettivi che hanno tutta una certa serie di caratteristiche, si pongono in termini di priorità in modo tale da poter disegnare poi le strategie più adatte per raggiungerli. Si guarda un po' poi la situazione attuale del nucleo familiare o della persona e si vede un po' come sono messe le cose, se le entrate appunto vanno d'accordo con le uscite, se ci sono impegni finanziari che producono risparmio negativo, gli impatti della pensione sul risparmio, sui consumi. Messo in sicurezza il presente, poi si pianifica il futuro, si pianifica la protezione, la previdenza, l'investimento e si dà tutta una serie di caratteristiche che poi l'utente eventualmente dovrà reperire al di fuori dell'educazione finanziaria sul mercato. Qua vi faccio vedere anche, eccoci qua, vi faccio vedere anche un breve flash per dare un'occhiata per esempio al conto economico di una famiglia. Il conto economico di una famiglia è esattamente come quello di un'azienda, come dicevamo. Qui ci sono dei redditi di questo nucleo familiare che provengono da entrambi i coniugi, ci sono dei consumi dei coniugi, degli altri familiari, quindi i figli, ci sono degli impegni finanziari che possono essere debiti, polizze, fondi di pensione, eccetera, eccetera. Esito un risparmio annuo di una certa portata, eventualmente si può poi incrementare questo risparmio utilizzando una tecnica di massimizzazione del risparmio che dia una mano alle persone a risparmiare di più, e fatto questo si entra nel tema del futuro e si pianifica il futuro. Gli strumenti appunto servono a visualizzare queste cose. L'ultimo passaggio della pianificazione è il monitoraggio. Se voi pensate a un viaggio in macchina, quando noi entriamo in macchina, apriamo Google Maps e inseriamo una destinazione alla quale dobbiamo arrivare, il navigatore ci dice una strada suggerita da fare e un'ora di arrivo. È chiaro che le cose non saranno così perpetuamente, potrebbe succedere qualcosa nel tragitto, potrebbe esserci una coda che allunga il tempo, mi fa cambiare strada. Stessa cosa può succedere nell'economia familiare. Ci sono delle mutazioni che possono avvenire dal punto di vista dell'utente, che può cambiare lavoro, può separarsi, può avere un figlio, e questo avrà un esito che andrà misurato sull'educazione finanziaria, o può cambiare il contesto, riforme pensionistiche, scenari di mercato che cambiano. Tutte queste cose vanno misurate e l'utente va seguito nel tempo. Tutte queste cose l'educatore finanziario, come dicevamo, l'educatore finanziario principalmente può operare in due mondi.
affiancando anche questa competenza all'interno della sua professionalità. Può operare all'interno del mondo del mercato, quindi le istituzioni finanziarie, o può operare nel terzo settore, come operatore del terzo settore. I luoghi un po' dove esistono sportelli, servizi di educazione finanziaria sono principalmente 4. Sono sportelli pubblici, come il Comune di Milano di cui abbiamo parlato, ma si stanno espandendo anche in altri luoghi d'Italia, come per esempio il Veneto, sportelli di welfare aziendale attivati da imprese che hanno interesse a fornire questo servizio non ai cittadini, ma ai propri lavoratori, consapevoli del fatto che l'educazione finanziaria beneficia sì la persona, in questo caso beneficia anche l'azienda che si trova ad avere a che fare con una persona che è meno stressata, che ha meno problemi ai propri. Gli altri 2 ambiti sono poi le attività dell'organizzazione del terzo settore, quindi il terzo settore che lavora con i propri utenti, tendenzialmente fragili e tendenzialmente a cui dare una mano a uscire dai problemi del presente, e poi gli educatori di mercato. Gli educatori di mercato invece si occupano della propria clientela e aiutano in questo modo a pianificare i bisogni del ciclo di vita. C'è una differenza evidentemente tra questi 2 mondi: il terzo settore non ha conflitto di interesse, ma poi non ha accesso diretto alle soluzioni offerte dal mercato. L'educatore di mercato deve effettuare un percorso di educazione finanziaria che parla di bisogni prima di entrare nel tema dei prodotti e staccare questi 2 temi. C'è un conflitto di interesse che va gestito, ma poi nel mercato c'è il diretto accesso ai prodotti che risolvono i problemi presentati. Si diventa educatori finanziari al termine di un percorso formativo che insegna delle competenze ma anche il saper fare tramite una formazione dell'aula, che insegna a gestire le nozioni che si sono imparate dal punto di vista pratico e poi dà accesso a una prestazione delle competenze. Ma tutto questo ha senso perché dà esito in una maggiore consapevolezza delle persone e nel dare alle persone la capacità di immaginare il futuro. Questo vorremmo farvelo vedere concludendo con un breve video che illustra un test che è stato effettuato negli anni 70 nell'Università di Stanford, che riguarda proprio un'analisi di alcuni bambini tra i 4 e gli 8 anni per misurare la loro capacità di immaginare, di essere determinati a raggiungere un obiettivo futuro. A questi bambini viene dato un marshmallow molto bello, molto appetitoso, e gli viene detto che se saranno in grado di attendere da soli nella stanza 15 minuti, gli verrà dato un secondo marshmallow. Soltanto un terzo dei bambini riuscirà ad attendere il tempo necessario per avere il secondo marshmallow. Un terzo mangerà subito il marshmallow, un terzo aspetterà un pochettino, ma poi comincerà a mangiarlo troppo tentato. Ma questo cosa vuol dire? Che il terzo che ce la fa non è migliore, non è più intelligente, ma ha più capacità di immaginare, riesce a svilupparla e riesce a avere la determinatezza tale da poter seguire un obiettivo nel corso del tempo. E qui vi avvio il video con cui ci salutiamo. Let me go put this back in the fridge. You can eat that now if you want to, but if you wait, I'll give you another one when I get back. Okay. I'll be right back. Sorry, chicken so. Okay, sorry, chicken so.
chocolate sandwich. That's great. Grazie.